Mister, situazione chiaramente molto aperta in casa Alassio, da dove ripartire? Dai 60 minuti che hanno fatto i ragazzi oggi, hanno fatto una buona partita, pensando che abbiamo preparato la partita in 2 giorni. Niente, la prestazione c'è, la società per quello ci sta vicino, cerca di far arrivare altri giocatori, perché naturalmente si è visto che abbiamo delle mancanze in qualche ruolo. Stiamo lavorando per questo, cercando nel prima possibile di trovare le pedine che servono a noi. E cos'è cambiato tra il primo e il secondo tempo? Perché nel primo tempo tutto sommato stavate riuscendo a tenere botta contro il Genova Calcio. La preparazione, i ragazzi hanno fatto, si può dire, 5 giorni di un allenamento come si deve. Sono arrivati alla prima partita, non avevano nemmeno un allenamento nelle gambe, e io sono arrivato giovedì, abbiamo fatto 3 allenamenti, tra cui una rifinitura, perciò i ragazzi hanno fatto anche di più di quello che potevano. Infatti hanno chiuso, se avete visto, due o tre di loro con i grampi, eccetera, eccetera.